questo palco con questo premio lo fa. Questo è un premio di promovimento, una valuta, e questo premio va per la maschera più bella o la più colorata? Bella domanda, chiediamo la maschera più bella. E questo per la maschera più colorata? Che ci sta affermando nel mondo, e credo che non sia meglio che questo premio proprio per dare quel significato importante di Venezia nel mondo, di questo carnevale, gioiello insieme, veramente che sono il papà e la mamma, ma i due creatori in questo momento stanno girando per il mondo, sono un fratello e una sorella che stanno portando questa. È un disegno nostro e credo sia proprio questa qui è la maschera colorata. Più colorata, Luna Park! La maschera più colorata di questo carnevale 2013. Siete d'accordo, Piazza, sul colore? Yes! È proprio un trionfo di tutti i colori. Questo allora, è il premio. Chi è che ha una mano libera? Ecco, la piccolina, la mamma va là, la piccolina, tienilo così, che è una bauta veneziana. Lei che è stata l'ideatrice anche del costume ha lanciato l'idea a mamma e papà. Ricordiamo il premio offerto dalla Promo Vetro, rappresentata qui dal suo presidente Luciano Gambaro, che porterà, e facciamoci giustamente, eccolo qui, a prendersi il merito di questa consegna insieme al nostro direttore artistico e alla nostra coloratissima famiglia. Foto ufficiale di rito, perché ci vuole. Sorridete, più colorati. Brava anche la giuria che ha scelto veramente arduamente questo premio. Uno da una parte, la maschera più bella di questo carnevale. Ci fanno morire, venite avanti sul premio. Allora lasciatemi così rivedere tutte le maschere meravigliose, tutte le maschere meravigliose che ci sono. È una roulette russa. È una roulette russa. Dove si fermerà? La maschera più bella del carnevale di Venezia 2013, alla ricerca del tempo perduto. Alla recherche du temps perdu. Brava! Congratulations! Consegnano il premio direttamente dalle mani. Prego, prego. Andate, andate. Consegniamo il premio da una parte. Chi lo vuole consegnare dei due? Facciamo l'onore a chi lo realizza insieme al presidente. Il gioiello in oro con il rappresentante della maschera, con i brillanti champagne, mi dicono. Con i brillanti champagne non si bevono ma si indossano. E anche il premio di Promovetro. E il premio coloratissimo che direi che con questo costume non poteva che essere più azzeccato. Anche questo. Ci vuole un assistente. Lo mettiamo tutto. Siamo soddisfatti Davide? Siamo molto soddisfatti. Bene. Venite avanti, tutte quante le maschere avanti. Tutte le maschere, perché voi siete i protagonisti, avanti le maschere. Lasciamogli giustamente il palcoscenico, la fantasia, il colore delle maschere che in tutti questi giorni hanno sfilato sul palco. Vi ricordo che anche domani e dopodomani, che è martedì grasso, ci saranno altre competizioni, quindi se vi è rimasto un po' di voglia di sfilare su questo palco vi accontenteremo, non vi preoccupate. The most important protagonist of the carnival, our mask and our beautiful winner. Bene, un saluto, salutiamo la piazza, maschere, salutate tutte, soprattutto incredibile, ma tutti i premi sono finiti in una regione, mi dicono, giusto? Dico bene? Sono finiti tutti nelle Marche questi premi, affezionati dal carnevale di Venezia da anni, e diciamo che tale fedeltà è stata quest'anno premiata. Poi non mi ha riconosciuto nessuno, quindi sai, è meglio. Io però ti avevo riconosciuto. Ah sì, ecco. Un arbitro di eleganza non puoi che essere tu, solo tu, Maurice. A questo punto di salutare con un'ultima passerella le nostre maschere e lasciarle libere di tornare alla piazza che le brama. Grazie a tutte le maschere che hanno partecipato. Una musica di passerella. Io ho rubato il microfono a qualcuno e voglio restituirglielo. Ciao maschere! Congratulazioni! Arrivederci al nostro doge, arrivederci alle nostre scollatissime maschere. Grazie all'arcobaleno
Oh, ed ecco foto di rito contro foto di rito. E voi colorati non vi vogliono? Avete fatto Thank you. Con le maschere. le nostre maschere. Oh, sì, apriamo di qua. Foto del gruppo per noi con le maschere colorate. Oh, ci voleva anche per noi. A questi vincitori suona anche il paron di casa. Vediamo il nostro cavalluccio marino. Come facevamo a starmi di con la regia, vero? 1,90 m di cavalluccio marino. Sarà un po' raffreddato, quindi se qualche signora dama vuole riscaldarlo, il signore è disponibile. Piccolo contributo divertentissimo dal Circo Teatro, dal concerto finale dedicato questa sera alle musiche dei film di Federico Bellini, concerto Black and White. To heat you all up now on stage, Los Piccolas in collaboration with DJ set. And then the grand finale of today's concert. Ecco. Tecnico del volo dell'Aquila con il suo coraggio. We are here and now again for the creation of the most beautiful dress. We are surrounded La by maschera è stata altissima e di un livello qualitativo che non si vedeva veramente da tanto tempo. Ragazzi, uno alto, uno basso, c'è tutte le taglie ed ecco, pian piano, mentre il nostro Luna Park scende, noi possiamo annunciare Los Piccolas! Quella con guarda che robe. Chi di che porta la campanella? Le campanelle! La campanella! Saluta la mia mamma! Non mi crede? Vediamo le campanelle! Quella era la testa di Gigi.